Allora, questo è il fronte della villetta e questa porzione qui che si vede davanti è il giardino e arriva fino a dove c'è questo tubo nero. Quindi qui ci sarà praticamente la divisione del giardino, qua c'è fronte strada e ci sarà anche l'accesso auto e il giardino si estende fino a lì. Questo è la veranda. Faccio così che si vede meglio, va? Tetto tutto in legno sbiancato. È una bella veranda profonda. E questo è il soggiorno cottura, che sono 23 metri. Qua c'è una verandina sul retro che dovrà essere chiusa qui. E c'è la scala che porta giù la taverna. E poi faccio vedere anche la taverna. Qua c'è il bagno, che è un bagno di quasi 6 metri. Una delle camere, che è fronte giardino, ed è una camera matrimoniale. Se non mi ricordo male sono 14 metri. E poi qui c'è l'altra camera, che è una camera invece da 13 e qualcosa, ma è sempre una camera matrimoniale. La vista qua dietro è sulle campagne, non è zona edificabile, questa è tutta zona agricola. La muratura è da 30 cm, ci sono tutte le soglie in granito. Tetto è coibentato con un pannello coibentante da 14 cm, se non mi ricordo male, poi ci sono le tegole. Poi si possono scegliere i materiali per gli interni e decidere dove mettere l'angolo cottura, quello non è un problema. C'è un po' di vista mare, non è da diventare pazzi, però c'è. Il mare è da questa parte. Chiaramente con gli occhi si vede molto meglio, oggi non è una giornata bellissima. E poi c'è la taverna, c'è un po' di disordine perché il costruttore lo sta usando un po' come, non dico magazzino, ma quasi. E praticamente qua all'ingresso della taverna è fuori terra, qua praticamente tutta la taverna, perché questa parete è fuori terra e praticamente anche questa, perché dietro quel muro c'è un vuoto sanitario da cui si accede all'interno e in più c'è tutto l'intercapedine che corre intorno alla fondazione e alle pareti, quindi non c'è nessuna parete laterale che tocca con le pareti interne. C'è un vespaio areato sotto con granchi da 70 cm, per cui direi che è più che sano. E questo è la taverna, che sono 70 e passano metri netti. Allora lì dove ci sono queste due aperture, lì viene chiuso, quindi bisogna pensare che lo spazio che si ha poi effettivamente è questo. Qui c'è quel piccolo vuoto sanitario che dicevo, che comunque può servire come ripostiglio, cantina vini. Poi qua ci sono le aperture che danno sempre sul vuoto sanitario o intercapedine, come si può chiamare. E qua adesso sono chiuse, ma ci sono le bocche di lupo che danno luce. Ce ne sono 1, 2 e 3 su questo lato. In progetto qua ci andrebbe una stanza, qui ci andrebbe un bagno e qui un'altra stanza. Se ha letto bene l'annuncio si parla della cantina venduta al grezzo, però possiamo discutere di averla finita, è tutto da negoziare. E basta. Questo è un campione di una porta interna che ha scelto una cliente, ma non sarà necessariamente così quelle che si metteranno qua. E niente, se poi ha delle domande nessun problema, le faccio vedere anche un po' il resto del cantiere, giusto così. Qua c'è il resto delle villette, qua ci andranno dei parcheggi, questa è la strada di accesso alle altre case, quindi qua chiaramente ci passano delle macchine, scusa, però il giardino taglia qua
c'è una striscia qua di 1 metro circa che sale su così e va a chiudere sul muro di confine. Questo muro di confine è da rifare tutto, venne fatto in pietra con l'accesso auto e cancello pedonale. E niente, qua la strada finisce, non ci sono altri accessi. Sono delle case di persone che abitano tutto l'anno prevalentemente. Eccoci qua.